Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale con Certezza Green che subito svelta al comando nei confronti di Corinne ZS che insiste all'esterno. Certezza Green leader su Corinne ZS, mentre ha colto ottima partenza Balsamo Leone dalla seconda fila dello start. Dimitri ZS è squalificato, intanto i primi 6 si sono avvantaggiati nettamente, condotti da Certezza Green che guida nei confronti di Balsamo Leone. Terza posizione lungo la corda per Celsius Mabel FM, mentre si è adeguata all'esterno Corinne ZS che poi retrocede. Se ne vanno i primi 600 di gara, 45,5, quindi andatura sostenuta, quella imposta da Certezza Green, che ha sempre in schiena Balsamo Leone, in terza posizione Celsius Mabel FM. Via via gli altri, intanto gli 800 in 1 minuto e 7 decimi, continua a fare andatura comunque più che discreta la battistrada e non consente avventure esterne, almeno per il momento. I penalizzati sono ancora attardati, vediamo intanto il completamento del chilometro, 1:16,7 con un 16 in curva per Certezza Green che continua a guidare davanti alle tribune. Al secondo passaggio è sempre tallonata da Balsamo Leone, all'esterno accenna a spostare Celsius Mabel, un giro alla conclusione, per corsie esterne c'è anche Volton Jet che copre Zemellino che filtra ora terzo alla corda. Cavalli che sono sulla penultima piegata, 600 alla conclusione con Certezza Green leader, in scia c'è sempre Balsamo Leone, all'esterno cerca di farsi luce Celsius Mabel ma fatica sull'accelerazione della battistrada. Cavalli a poco più di 400 dall'arrivo, sempre condotti da Certezza Green, Balsamo Leone in scia. Certezza Green in vantaggio a 300 dalla conclusione, Balsamo Leone che prova a spostare. Poi c'è Zemellino che viene via a sua volta in terza ruota, completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo, entra in vantaggio Certezza Green, sprint al suo esterno Balsamo Leone, Certezza Green in vantaggio su Balsamo Leone, Certezza Green nel finale controlla tutti i tentativi di Balsamo Leone che può essere soltanto secondo, mentre per il terzo Zemellino dovrebbe aver controllato Crystal Dancer. 1:15,9 sul doppio chilometro per Certezza Green che Andrea Orlandi porta un bel primo piano in percorso di testa. Aveva dato segni di progresso all'ultima uscita modenese, oggi in percorso di testa Certezza Green vince davvero molto molto bene. Andrea Orlandi in sediolo per conto di Massimo Chiarini della scuderia Federica Orlandi.